Ciao, io sono Giambattista, vengo dalla Sardegna. I miei problemi sono iniziati quando ero proprio un ragazzino, avevo i denti porosi, probabilmente la genetica, dei farmaci presi forse in gravidanza da mia madre, e io ho sempre avuto i denti molto delicati. Ho iniziato a curare quando avevo 10-12 anni proprio. E poi il mio viaggio con i problemi dentali si è evoluto negli anni con la parodontite, che sicuramente è un problema genetico, fumatore e tante altre cose, e lì negli anni mi sono ritrovato a dover fare la scelta di togliere tutto. Perché stavo spendendo un sacco di soldi e stavo sempre male. A livello psicologico sicuramente è una cosa, perché io non so sorridere, neanche ancora non riesco, cioè io rido a bocca chiusa, perché è tutta la vita così praticamente, perché poi non avevo una bella dentatura, avevo denti grandi, sempre colorati, fatto un sacco di cose giù, tutta una vita, veramente una vita. Almeno una decina d'anni ormai stavo in regressione con la parodontite, che peggiorava questa cosa. Ogni mattina era un terno all'8, ti svegliavi con un'infiammazione a destra, pulivi, curettage, uno da curare, poi il giorno dopo era a sinistra. Era una cosa continua, ormai era una decina d'anni che con la psicosi mi lavavo i denti 6 o 7 volte al giorno, continuamente, eppure rimanevano sempre colorati, con un sacco di problemi. E poi un giorno gonfio, non puoi mangiare, sempre. Primi preventivi 5 o 6 anni fa in Sardegna stessa, con la dentista che mi curava da sempre, parte che non c'era una garanzia di oggi ti passa, ti facciamo una cura in 4 anni, te ne faccio un pezzo adesso, un pezzo domani, non si finisce mai, non hai mai una soluzione risolutiva. Sono stato benissimo già con i provvisori, l'unico problema era l'addizione con i provvisori dopo un po' di tempo, perché non riuscivo più a parlare normalmente, era una rivendita di esse. e poi niente, poi il percorso che ho vissuto qua è stato bellissimo come esperienza umana dall'inizio, mi sono trovato benissimo con la gente della clinica, con l'ambiente attorno, bellissima la Moldavia, una cosa che non sapevo e non conoscevo, perché è un altro mondo, perché è proprio un altro mondo in confronto al nostro. Beh, sicuramente esteticamente mi sono piaciuto subito. Soddisfazione, benessere, energia, proprio una nuova energia da vivere. Quanto è importante sorridere per te? Tanto, lavoro col pubblico da sempre, un bar da 30 anni, quindi Importante? è molto importante. L'esperienza è stata splendida, sia dal lato umano, dalla vostra presenza, e poi le mie aspettative sono state raggiunte appieno, anzi forse sono anche superiori, perché quando uno sta male veramente per un bel po' di tempo e poi dopo spera, ma ha sempre paura di incappare in qualcosa che poi alla fine può dare problemi o tante cose, invece momentaneamente già da 10 giorni dopo il primo intervento, che era un intervento, perché molta gente parte con l'idea che sia fare un'otturazione, non è un'otturazione, è un intervento chirurgico serio, va trattato come deve essere trattato, però poi alla fine la soddisfazione che hai finale è una cosa che non ti aspetti. Hai cambiato la tua estetica, hai cambiato la tua anche la tua fisionomia, perché uno che era 10 anni senza molari, la tua faccia cambia, ti ringiovanisce, ti tira, è un lifting, non solo interno ma anche esternamente, e poi anche la tua
il modo di affrontare la giornata è differente sicuramente, poi dopo. Inizi la giornata col sorriso. Eh sì, ti puoi guardare in faccia. Cos'è la prima cosa che hai mangiato quando ti sei messo lì? Ieri, tutte e due le volte, dopo che ho messo i provvisori, ho provato una pizza, perché poi erano 3 giorni, e sono riuscito a mangiarla come la mangiavo prima di togliere i denti, ma forse anche meglio. E avevo ancora i punti, mi dava fastidio il palato. Ieri ho fatto la stessa cosa, mangiata ancora meglio perché adesso punti ne ho pochissimi. Puoi mangiare, poi io devo dire una cosa, io sono sostanzialmente vegetariano vegano, quindi appena ero sceso giù in Sardegna con i provvisori avevo provato le mie mandorle, queste cose dure, e sembrava che non avevo nulla in bocca, le polverizzavo come se nulla fosse. Presumo che con questi sia anche meglio perché in effetti mi accorgo che è una struttura molto più resistente. Chiaramente farò attenzione, però sono sicuro di poter mangiare quello che voglio, come voglio, devo solo stare attento all'igiene come è giusto che sia perché i semini, queste cose qua tendono a annidarsi in punti dove ci potrebbero essere degli spazi, però l'esperienza di poter rimangiare normalmente è indubbiamente una cosa Top. che è dimenticata da almeno 20 anni per me, perché io almeno da quando avevo 30 anni che ho iniziato ad avere problemi con la parodontite, dover mangiare quando da una parte e quando dall'altra, è una cosa impensabile. Certo che sono felice e rifarei 100 volte questo percorso, indubbiamente. Fai